parla. E 14 minuti primi in diretta dagli studi di Antena 3 con 20 e 10 per discutere dei temi del giorno, dei temi caldi, e come vedete dal titolo, tra breve, eccolo qua, il titolo parla dei pagamenti elettronici e della lotteria degli scontrini, una cosa che ci capiterà da gennaio del 2020, ma di cui si parla perché si parla del decreto fiscale, della legge finanziaria, insomma ne avete sentito parlare sicuramente. Tanta confusione mi pare, e quindi per fare un po' più di luce su questo tema abbiamo invitato in studio Walter Rigobon, Adiconsum Veneto. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. E poi invece abbiamo Andrea Mestrinelli, responsabile fiscale di Confartigianato Imprese Treviso. Buonasera. Allora, cominciamo parlando un po', diciamo così, di questo pagamento elettronico. Walter Rigobon, lei che ha contatti con, diciamo così, il nostro popolo, la nostra gente, come la vedono questa storia del pagamento elettronico? Allora, intanto non c'è una contrarietà ideologica da parte di nessuno. Io reputo che questa è una cosa che doveva essere fatta con la necessaria gradualità e con una necessaria formazione, come dire, o meglio educazione ai cittadini. Cioè, ricordiamo che cos'è, perché molta gente dice, non so di che cosa sto parlando, io ho sempre pagato con i contanti, sì, con le monetine, sulla cosa delle monetine. Sì. A seguito di questo decreto bisognerà, come dire, abituarsi un po' di più a pagare con una carta di credito o con un titolo di credito elettronico, quindi è una cosa che in molti altri paesi europei, in particolare gli anglosassoni, sono molto più avanti di noi, ma hanno anche una cultura e una preparazione verosimilmente diversa. Ecco, la seconda cosa che riguarda il nostro paese, il nostro Veneto in particolare, è che c'è una reticenza da parte dei consumatori a utilizzare sempre e comunque questo tipo di strumento, perché c'è la percezione che non si abbia, come dire, la valutazione piena ed effettiva della quantità di denaro che ho e di quanto spendo. Cioè, non sentendolo in mano, non lo si percepisce come un elemento che aiuta. Lo si percepisce come dire, in un modo un po' distorto, ma è così che la pensano moltissimi consumatori, in particolare, perché questo va detto, in particolare per le persone che sono diversamente giovani, ecco. E quindi che hanno maggiore difficoltà ad affrontare questi argomenti, come dire, un po' più, diciamo, sportivamente, insomma, perché poi alla fine non cambia granché, cambia però, come dire, l'aspetto esistenziale delle persone da un lato, e cambia, come dire, anche la modalità, che non è una cosa neutrale, diminuisce la possibilità di spesa in contante, quindi si è costretti a fare questa cosa qua, e dall'altra parte dietro non c'è assolutamente nulla che abbia favorito, se non la lotteria, che è, come dire, un paradosso che stride con il buon senso. Allora, tutta questa cosa l'hanno fatta per cercare di combattere l'evasione fiscale, no? E allora hanno detto, soprattutto per quanto riguarda le piccole, le microimprese, le imprese artigiane, la famosa parrucchiera piuttosto che l'idraulico. Noi abbiamo convocata Andrea Mestrinelli proprio per cercare di capire, è un'azione contro di voi? Allora, contro non credo, cioè non c'è l'intento di andare contro una categoria, almeno noi la pensiamo un po' così. C'è l'intento di provare nuovi strumenti per cercare di arginare un fenomeno che è tipicamente italiano, insomma, ovvero la lotta all'evasione. Nello specifico con l'utilizzo della lotteria degli scontrini, oppure rendere obbligatorio i pagamenti tramite POS, sono state copiate delle politiche già adottate da altri paesi. Ovviamente in nessun paese, tipo lotteria degli scontrini, c'è il Portogallo e Malta che hanno cominciato prima di noi. I risultati probabilmente in questi paesi hanno avuto anche il loro risultato, però il problema è che non hanno le stesse dimensioni del nostro paese, non hanno il nostro passato, non hanno il nostro trascorso
Però la sensazione è che tutto questo l'abbiano creato per, insomma, per fare in modo di poter controllare di più, ad esempio proprio l'idraulico che va a fare la riparazione, oppure non so, la parrucchiera che va a fare i capelli piuttosto che le unghie e quant'altro. Però è una cosa che, almeno per quanto riguarda Confesercenti, i dati che loro hanno dato, che costano un poco alle imprese, perché si parla di 2 miliardi di euro il meccanismo, diciamo così, per accettare carte di credito, bancomat, tra canoni, commissioni, transazioni, costi di installazione e gestione. E poi come funzionerà? Che l'idraulico gira col bancomat portatile, come funzionerà? Allora, le imprese non sono contrarie all'innovazione perché comunque sono abituate a investire e a innovare. Quindi come sistema non è contrario al dotarsi di nuovi strumenti che cercano di velocizzare l'attività pratica e quindi venire incontro anche a tempistiche più veloci. Il problema giustamente è quello dei costi, cioè se il problema grosso su questi tipi di interventi è sempre monitorare la spesa che un'impresa deve sostenere. Arriviamo alla fattura elettronica, non è certamente stata una spesa di poco conto per un'impresa. Noi come Confartigianato abbiamo stimato circa 1.000 euro tra formazione, tempo, dotarsi di software e quant'altro. Se guardiamo le stime che hanno fatto il NADEF, la nota di aggiornamento del DEF, vediamo però che nel 2018 c'era un certo introito, era circa sui 5 miliardi e 760 milioni di euro, quest'anno nelle previsioni, ovviamente ad agosto 2019 perché si stima, prevedono, pur con l'ingresso della fattura elettronica, prevedono di portare a casa 5 miliardi e 720, quindi meno, nonostante ci sia la fattura elettronica. Adesso provano con i corrispettivi telematici, per cui quando si comincia il corrispettivo telematico comincia a venire mal di testa, non so perché. Corrispettivi telematici che sono ovviamente il passaggio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale, equivalente della fattura elettronica, quindi dalla carta si passa a qualcosa di telematico. Giustamente, come accennava prima l'altro ospite, secondo noi andava fatta in modo più graduale, perché ne parlano da vario tempo, tipo lotteria degli scontrini in realtà è dentro la finanziaria del 2016, quindi legge del 16 per la finanziaria del 17, quindi è una cosa vecchia e l'hanno prorogata di 6 mesi in 6 mesi. No, non l'hanno mai applicata perché non mi risulta che... Non l'hanno mai applicata perché, allora, parliamoci chiaro. Adesso però facciamo una cosa, perché noi parliamo e diamo per scontato molte cose, ma sono assolutamente convinto che molti dei nostri telespettatori non sanno neanche cos'è la lotteria degli scontrini. Chi vuole spiegarlo? Esatto, cazzo dell'esperto fiscale. Io poi farò da controllare, se no. Allora, cominciamo. Cos'è la lotteria? Si parte dal corrispettivo telematico. Cos'è? Tutte le imprese, in realtà è già cominciato per imprese che hanno superato i 400.000 euro di fatturato, però a regime sarà dal 1 gennaio 2020 per tutte le imprese dovranno dotarsi di un registratore telematico che sostituisce il registratore di cassa. Questo registratore telematico, per farla breve, cosa fa? No, in realtà è il registratore di cassa che si connette a internet per inviare a chi? I corrispettivi all'Agenzia Entrate. Quindi giornalmente manda il totale appunto del giornale di fondo, lo manda all'Agenzia Entrate. Questo che si intaserà clamorosamente come è successo all'inizio delle fatture elettroniche. Allora, con la fattura elettronica c'è stato il periodo dei primi 15, primo mese, è stato un po' duretto effettivamente, poi ne sono venute fuori e là c'era un problema di tempistica. Di Venezia è stato un dramma, poveri. Io avevo un po' di problemi, questi mi hanno detto lasciamo perdere, ci vediamo fra 20 giorni perché poi erano... Quindi con gli scontrini, cioè immaginiamoci la quantità di scontrini che vengono battuti ogni giorno in tutta Italia. Le fatture elettroniche sono state 1 miliardo di fatture. Lo scontrino non ho idea di cosa possa... E tutto finisce nel cervellone. Dopodiché il cervellone cosa fa le adesso non è così, adesso l'Agenzia Entrate riceve solo il totale del giorno. Per fare la lotteria degli scontrini cosa devono fare? Devono cambiare le specifiche tecniche, che piccola cosa, ogni cambiamento di specifica tecnica ha tempo di implementare negli hardware ovviamente anche il suo costo. Già il ricettore telematico ha il suo costo, in più adesso bisogna anche prepararsi a un altro aggiornamento, c'è un altro costo. In più, con la lotteria degli scontrini, da un invio giornaliero bisognerà avere il sistema di memorizzare e inviare singolo scontrino, quindi scontrino per scontrino. Ma tutto questo poi che cosa ci porta di positivo a noi utenti? Diminuiranno sicuramente gli scontrini. Perché fare lo scontrino?
cassa numero 1 e cassa numero 2. Perché è così che funziona in questo paese, complica la vita alla gente e la gente trova la risposta alla semplificazione della complicazione artatamente studiata. Quindi e la costruita. lotteria non funzionerà, l'idea di poter vincere. No, sono d'accordo con quanto diceva il rappresentante. Andrea Messina. Perché sì? Ma perché una volta fatta la fattura elettronica l'incasso è stato inferiore di prima? Perché? Perché è due casse, non c'è ombra di dubbio che funziona così, non funziona così, quindi si rischia addirittura di peggiorare una situazione già compromessa in termini di necessità fiscali che, come dire, servono alla sopravvivenza del paese. Io sto pensando alla scuola, alla sanità, è tutto quello che dalle tasse se ne ricava per rendere il paese un po' più civile, eccetera. Quindi non basta, come dire, a lotteria, vinci la bambolina. Appunto, ecco, ma è il segno di un paese che dà misura della propria civiltà. Malta e Portogallo, complimenti. Vediamo cosa fa la Germania magari, vediamo cosa fa la Svezia, vediamo cosa fa l'Inghilterra, vediamo cosa fa la Francia, che forse mettendo insieme le disgrazie altrui viene fuori una disgrazietta un po' più piccola. E invece questo paese si muove in modo diverso, no? Pensando di spendere con chissà quale idea che rischia di impoverire ulteriormente le casse dello Stato, che invece vanno. Ma perché non si fa prima a fare in modo di convincere, fare i controlli? Quanti controlli vengono fatti? Tanti ne fa sicuramente la Guardia di Finanza, ma non bastano perché è difficile, è complicato, è fastidioso, perché poi mi conoscono, lo sappiamo come funzionano queste cose qua, no? È necessario invece fare delle regole chiare, semplici e certe e che siano applicate, perché fare una norma ci vuole anche poco, se vogliamo, se poi ci sono, come dire, esperti che lavorano bene, la norma viene fuori anche bene, ma viene sempre complicata o dalla esecuzione della stessa, dai decreti attuativi e da chi più ne ha più ne metta. Siamo un ufficio complicazioni, cose semplici. Sì, allora. ma secondo me molto spesso succede così, quindi lo sforzo che dovremmo fare è intanto convincere. Io uso, come dire, una frase che non è mia, che in fondo pagare le tasse è bello perché aiuta il paese. Vincenzo Visco, mi pare. Non lo so chi fosse stato, neanche non lo so. Allora, so che non è bello in sé, no? Però se avessimo una cultura diversa, probabilmente questa percezione sarebbe non come una disgrazia ogni qualvolta devo fare la denuncia di redditi, i professionisti e i commercialisti che devono trovare le gherminelle perché il mondo c'è dei furbi, no? Può anche essere, però a me piacerebbe vivere in un paese in cui i furbi sono sempre meno, gli onesti fossero un po' di più, staremmo un po' meno male tutti. Adesso tra un attimo andiamo in pubblicità, ma volevo capire una cosa, mi ha colpito il fatto che sono diminuite le fatture, quelle da quando sono passate a fattura elettronica. Ma che cosa è significato? Che c'è un aumento quindi del nero? Non necessariamente, perché comunque bisogna vedere anche tante cose, cioè le stime del MEF prevedono 2 miliardi e mezzo di maggiori introiti IVA, poi c'è il NADEF che dice numeri contrari, a casa il documento di economia, cioè lo Stato dice io dovrei incassare, e l'hanno detto che incassano 2 miliardi e mezzo dalle fatture elettroniche in primi 6 mesi, sono riusciti a portarli a casa. Poi però c'è un'altra stima sempre statale che dice sembra l'opposto, quindi i numeri non sono attualmente chiari per poter dire se è un successo o un insuccesso. È per fatto qua, come sappiamo. per carità, quello ci può anche essere, però tipo sulla fattura elettronica, se loro dicono che importano case ed era stato messo a bilancio 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e mezzo, e alle imprese sono costati 3 miliardi, allora è stato un successo o non è stato un successo? Cioè bisogna parlare un attimo di chi poi, perché le imprese pagano,
ci sono dei costi, e i costi poi vanno ribaltati comunque ai clienti. Cioè è sempre sì, poi però alla fine... bisogna vedere nel medio e lungo periodo l'effetto di qualsiasi novità che viene introdotta. Sono d'accordo, però il problema dell'Italia è che non dura 6 mesi la novità a volte, è là il problema. No, dura 6 anni quando va bene, non 6 mesi. Sì, no, ma per dire, è quello il problema, no? Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi ripartiremo perché parliamo anche di sicurezza in questi pagamenti elettronici che ci capiteranno dal 2020. Parla. Allora, anche durante la pubblicità è continuato il dibattito qui in studio sui pagamenti elettronici, le lotterie, gli scontrini e quant'altro, anche perché insomma si parla di 77 euro all'anno per famiglia, diciamo il costo per la gestione del pagamento elettronico. Risulta, Walter Rigobon? Noi non abbiamo informazioni così dettagliate e precise, credo che mediamente se si pagasse tutto con moneta elettronica probabilmente sono anche di più, perché si fanno delle valutazioni standard quando si fanno, e soprattutto su indagini a campione. Quindi fa una media, insomma. Sì, io penso che sia abbastanza vero il dato, ma tendenzialmente un po' più alto. Ma allora lì è giusto allora il fatto che questo governo, anzi una parte di questo governo abbia detto fermate tutto finché non troviamo un accordo con le banche per azzerare le commissioni, non se ne fa nulla? Io questo lo condivido perché le banche su questo tipo di strumento danno un plafond mediamente di operazioni elettroniche, diciamo, quindi o si allarga significativamente in modo che questi siano per mia zia Maria vuol dire che le banche mi dicono che posso fare 100 operazioni di pagamento in elettronico pagando esclusivamente il costo della carta che ti danno, quindi, insomma, no? Diciamo allora, ma se tu fai 200 operazioni, magari 40 te le fanno dentro il costo della carta di credito annuale, e quelle altre 160 te le paghi 1-2 euro, quello che ciascuna banca ritiene equo. No, ma diciamolo ai nostri telespettatori, perché uno dice sì, tanto pago con la carta, pago con la carta, pago con la carta e poi pago la carta sul pagamento. Certo, quando tu acquisti quella robetta di plastica, la acquisti e ha un valore, dentro a questa ti offrono determinati servizi. E fra i servizi che offrono le banche è anche una quantità, dipende da quanto sei bravo a contrattare, dipende da quanto hai in conto corrente, e ti offrono operazioni gratuite di qualsiasi natura in ragione al fatto che tu paghi quella carta, e una volta che hai raggiunto il limite di quel plafond che ti hanno riconosciuto, paghi sulla base di quello che la banca ha stabilito, non concordato, lo stabilisce da sé medesima. Cosa dice il governo? Cioè, vediamo di temperare questa cosa qua in modo da facilitare, da favorire questa operazione, che è un'operazione, pare una stupidaggine, è un'operazione di una complessità unica. Sì, per una questione di sicurezza, tanto l'abbiamo detto prima della pubblicità. Io ad esempio adesso vado al supermercato e vedo che ci sono quelli che digitano il codice, ci sono quelli che invece mettono la cartina sopra e automaticamente pagano, se ne vanno via. Ma siamo sicuri che quando io metto la cartina sopra tutti i miei dati, cioè voglio dire, non devo neanche più digitare il codice, si portano via i soldi tranquillamente? Beh, ci sono dei plafond minimi per autorizzare senza mettere un codice, euro, insomma. 25 euro dovrebbe essere la soglia, insomma. Però ovviamente il problema di sicurezza noi abbiamo parecchie richieste di persone che attraverso la clonazione della carta di credito, cioè la banca risponderà di questo? No, in genere non risponde, perché ma la norma, perché poi la gente la banca generalmente non risponde, salvo che non sia un bel cliente che gli dice sai la novità, non mi riconosci niente, grazie, arrivederci, porto via 400.000 euro, che così
così te ti impari, dicono. Ecco, mentre diciamo il nostro Veneto comune, persona che utilizza la carta di credito non ha una capacità negoziale adeguata e quindi è costretta ad accettare torto collo quello che la banca gli offre. Niente per cui di più. se mi clonano la carta, se mi portano via la norma dice questo, che tu sei il responsabile di quell'oggetto, quindi se lo perdi, se te lo fai clonare, sono affari tuoi. In genere, ripeto, le banche non rispondono. Per avere una risposta bisogna fare ricorso all'ABF, che è l'arbitro bancario finanziario. A volte ci dà ragione, a volte ci dà torto. E quindi sei sempre, come dire, sotto scacco. Entri in un tunnel, insomma, uno dei tanti tunnel. È come se tu perdi 100.000 lire, non è che vai dal datore di lavoro perché ti ha pagato, ridammi 100.000 lire. Quindi c'è una ratio da questo punto di vista, perché non c'è ancora la cultura che quello è denaro, come se perdi la carta te la fai in qualche modo copiare, clonare, clonano del denaro. Ti prendono esattamente del denaro e questo è il grande motivo per cui c'è, come dire, una sorta di resistenza passiva per il momento. A proposito di resistenza passiva, i suoi associati cosa dicono di questa novità che dovrebbe coinvolgerli? Allora, vedo che sono molto contenti, parliamo anche noi con gli artigiani. No, il problema è l'approccio, i tempi, la tempistica, la modalità non sono contrari ai nuovi strumenti, però ovviamente quando un artigiano è abituato a fare una ricevuta fiscale, perché il mondo artigiano è ricevuta fiscale, non è scontrino fiscale, lì ovviamente il problema è minore, perché basta il blocchetto di carta da qualche euro, scrive in doppia carta, uno al cliente, uno lo tiene, poi lo riepiloga giornalmente e a fine periodo lo manda da noi a registrare. Passare da lì a dover dimenticarsi la parte di carta, a dover comprare qualcosa, c'è anche un minimo di contributo per carità, però se bisogna avere uno strumento un po' performante ci sono dei costi non indifferenti, perché si parla di qualche migliaio di euro, insomma. Sì, non è che sono regalati. In più, con la lotteria degli scontrini, l'obbligo del POS, commissioni, cioè il POS all'anno, ben che ti vada, tra commissioni e quant'altro, parte solo per averlo, partono 100 euro come niente, insomma, solo per averlo fermo. Ci sono anche ovviamente costi maggiori. E se poi me lo portano via? E vanno in giro a fare... Vale quello che abbiamo detto, non è che ci sia una responsabile, là dipende, perché non è che l'artigiano sia favorito da sta roba qua. Non è che, è un bene, se poi una norma. Non lo rubano. Quindi... dove girare con la cassaforte in furgone? No, non drammatizziamo neanche questo, è sempre una condizione, come dire, che le cose andrebbero fatte con gradualità e sperimentate un po'. Allora, visto che il tempo passa, però abbiamo detto, insomma, questo andiamo contro a un periodo un po' di confusione da gennaio 2020 dove ci sono opportunità ma ci saranno anche tanti problemi. Qual è la strada che bisogna che il nostro telespettatore a casa intraprenda su questa nuova via del pagamento elettronico e del limite, perché ricordiamo che dal 2020 si passa da 3.000 a 2.000 euro giornaliere di acquisto in contante, poi si passerà a 1.000 euro. Il limite di contanti in realtà sono per transizione. È nel progetto da passare da 3.000 in transazione, significa l'operazione, la singola operazione, io vado a comprare qualcosa, se è sotto ai 3.000 euro posso pagarlo in contanti, se sono 3.500 euro devo utilizzare assegno o qualcos'altro. E se io faccio 3 acquisti da 1.800 euro? È un'operazione frazionata e quindi non si può fare. Non si può fare, cioè io posso spendere fino a 2.000 euro al giorno in contanti, oltre a quello se ne parla proprio. Questo hanno più problemi i professionisti, gli artigiani, i commercianti, perché hanno un volume di attività che sono più complicate. Un po' meno complicata è la vita per il consumatore, se vogliamo, no? Ma poi se questa è la strada, questa sarà la strada con la quale si dovrà fare i conti. Ecco, quindi diamo i consigli, che sta già finendo il tempo. Allora, cominciamo a dare i consigli dal punto di vista degli artigiani. Il consiglio agli artigiani che la stanno ascoltando. Il consiglio degli artigiani è valutare bene la propria attività e fare l'acquisto in base, ripeto, con rispettivi telematici, quindi il registratore telematico farlo in base alla propria attività. Ovviamente farsi consigliare
Quindi io posso prendere delle macchine diverse a seconda del volume che io faccio? Certo. C'è anche uno strumento gratuito, non è mai da dimenticare, perché tutti parlano solo del registratore telematico, tutti gli adempimenti obbligatori fiscali e l'Agenzia Entrate deve mettere a disposizione anche uno strumento gratuito. Non è pratico, per carità, però volendo, se uno vuole aspettare un pochettino, perché c'è un periodo transitorio di 6 mesi, deve dotarsi delle credenziali Fisco Online, che sono delle credenziali gratuite per entrare nei servizi dell'Agenzia Entrate. E bisogna avere però, giustamente come fa il segno, avere un po' di dimestichezza con lo strumento informatico. Questo è un altro scoglio, perché abbiamo artigiani giovani, ma anche artigiani che hanno un'esperienza. E gli uni gli altri fanno un altro mestiere. Esatto. Quindi bisogna anche capire questo, cioè la complicazione è questa, ma anche per gli artigiani, anche per la signora Maria. Walter, ho un minuto purtroppo. Sì, allora, no, il consiglio ai suoi ai consumatori è nostri... di andare con la gradualità, perché un consumatore che non abbia un'attività può utilizzare ancora il contante. Quindi non prendere per un po' paura di di tempo, questa cosa, non è vero ma avvicinarsi un po' alla volta per le spese, in particolare quelle più impegnative, insomma, che noi vaga a torre il chilo di formaggio con l'ansia da prestazione, insomma, che faccio? Fino a quando ci sarà la possibilità di utilizzare il contante, lo utilizzassero, ma anche nello stesso tempo si affacciassero con tranquillità a questa novità che comunque è la strada, ormai la strada usare è carte segnata. ricaricabili, che cosa ti dà maggiore sicurezza, perché al limite se te le clonano quello è lo stesso pericolo delle altre modalità di carte, noi ne abbiamo viste di tutti i colori e quindi non hanno grandi... Sono un po' maggiori di commissione, non so. Sulle ricaricabili anche là si perde la percezione di quanto ho, di quanto posso spendere. Però se me la clonano portano via quello che c'è caricato. Esattamente. Va bene, insomma abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza su questa situazione che sicuramente riproporremo più avanti, visto che si parla di gennaio 2020. Certo che ci fa pensare questo Stato che si inventa la lotteria pur di riuscire a portare a casa qualcosa in più. Grazie ai vostri ospiti, Walter Rigobona di Consum Veneto, Andrea Mestiner, responsabile fiscale di Confartigianato Imprese Treviso. Speriamo che ci vada bene. Non è così garantito, ma per le motivazioni dei Doforni. O come direbbe qualcun altro, speriamo che io me la cavo. Sì, speriamo che io... Arrivederci, ci vediamo più tardi con 20:10, datemi tempo di cambiare le bretelle e poi ci vediamo in trasmissione. Arrivederci. 21:10.